Buongiorno signor CP, come può vedere le abbiamo riservato il suo tavolo preferito. È un bel tavolo. Come antipastino la casa le consiglia il suo pom in the Chotoer. Prego, buon appetito. Enjoy your meal. Stai enjoyando. Ai, 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 ai. 2 ore e 45 di suspense. Caro video diario, non ho ossa rotte ma ho preso una bella tela, cioè non nel senso, cioè una roba metaforica insomma. Ho appena configurato la Xiaomi camera, la 360 Pro. Devo trovargli un cavo perché preferivo dargli corrente non dalla batteria del motore ma dalla batteria dei servizi. Sì, perché ho telecamere dappertutto, ma mi mancava una telecamera che riprendesse l'interno. Questa qui ti permette anche di avere la visuale notturna in automatico, ha una risoluzione fantastica, oltre il 1080p, oltre il Full HD. E la conosco già bene perché ne ho montate varie in capannoni e cose varie. Non è una telecamera da esterno, però dura anni tranquillamente fuori, basta che non gli arrivi la pioggia diretta, insomma, quindi voto 10 bene o male a sta telecamera. E se gli metti una schedina dentro può anche registrare, vabbè, quindi la puoi riutilizzare come dashcam e tante altre cose. L'ho trovata in offerta a 40 euro, quindi mi è andata anche bene e ovviamente la puoi vedere da remoto, dallo smartphone e tutto quanto, puoi anche parlarci, ascoltare l'audio, dopo lei parla con la tua voce e tutto, no? Tipo sei anche il cane dentro, eccetera, puoi rompere i coglioni. E ovviamente però ci vuole un router. Io già ho il router per tutto il sistema di domotica antifurto del camper eccetera, e quindi sì, io avevo già un router con la SIM. Se non hai il router ovviamente non puoi utilizzarla da remoto. Siamo alla fine di marzo, per un motivo o per l'altro le batterie della DS-Tech sono sempre al 100%, quelle nuove. Esatto, anche se gli ho staccato il DC-DC perché è in manuale. Vabbè, comunque no, quello che volevo dire, per quanto possa effettivamente non essere assolutamente utile, però forse è utile per far nascere delle riflessioni. Adesso magari è troppo presto sulle energie rinnovabili, o meglio, se ne parlava già nel 1800 in America con l'amico, con quell'inventore un po' matto di cui non mi ricordo il nome, però magari insomma sei un po' matto anche tu e a queste cose vuoi pensarci. E pensaci che io con i pannelli, che per carità secondo me è una delle fonti di energia rinnovabile meno affidabile che ci sia, ok? Perché piuttosto c'è anche il vento, piuttosto che l'acqua dei fiumi, dei torrenti, eccetera, eccetera, o comunque anche altri tipi di moti sfruttabili tramite queste dinamo, diciamo, ok? Ma a parte quello, insomma, il tutto fa brodo, ovviamente, certo che nel tutto fa brodo i pannelli sono eccezionali, nel tutto fa brodo, ovvio. E praticamente, guarda, mi fa ancora male le coste dell'incidente in bici. Abbiamo un computer, porca miseria, che sta andando con monitor, tablet, dischi e tutto quanto a pannelli solari. Sì, va sempre a pannelli solari in teoria, però essendo le batterie piene, cioè io leggo batteria al 100% e continua a stare al 100% nonostante ci sia il computer che gira. Yes, 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 yes. Voglio far diventare matta mia nonna. Sì, l'obiettivo di questo video e forse anche dei prossimi, adesso vediamo cosa succederà se innesco un meccanismo a catena, è riempire menona dei robotini elettrici, cioè che può muoversi ad in strambasse. Giù, adesso, giù. Oh nannuna, cosa hai fatto al buio? Stai a fare il vampiro? Sì, non te vedo cosa che succede nel mondo. Cosa? Che azienda diventa vampiro? Vai. Guarda che sta una bella lettera là, non so cosa sta. No, multe anche a me? Sì, Addio. agenzia delle entrate. Ah no, agenzia entrate, però ho visto. No, buttami via roba che non serve.
E ti sa che dentro là, Sì, con i vive- banda che dentro là, ti sa che... No, gli dice che mio amico commercialista può guardare i Casimir. Mi mette a calvare quel che vuoi. Lo io. Cioè, guarda, ti sei a sprecare carta a fare sta roba, e poi a dare un ciamo, ti vuoi tu il caffè? E il tè. Il tè. È la stessa roba. Mettimi su un fiato di acqua. Continua, Dai, te a pensa. sta caffè mi. Oddio, casca tu. Nonna! Da dove viento? Italista dall'Africa, siccome italista in Cina, no? Che te era brava, io ho detto, ora Nurina che è brava, aspetta che viene un altro robotino da far girare per casa insieme. Sì, ma sto qua le più meglio, le più professionali, sto qua le scritto. Devo arrivare che non vuoi mio mica il corre tutti i giorni. Vabbè, che dice, un giorno corre uno, un giorno corre che altro, e sabato e domenica corri insieme, io faccio il giretto, tu capisci? So che mi adesso andare via, fai la prossima volta. Sì. Tanto ti ho verso e ti ho fai via, la prossima volta ti ho configura e... No, adesso è una cosita. Base di ricarica, cavo per la base di ricarica, spazzolina di ricambio, questo da mettere sotto che passa al panno e voilà. Bon, la prossima volta mia nonna femo a garetta e veda chi che vince di do. Guarda, il dietro alle quinte dei vecchi che guarda da a finestra quel che succede fuori. Te guarderà anche il grande fratello. Sì. Mamma E mia. anche su dite quanta gente Vero, gli ha problemi. Qui è il grande fratello, Sì, ma caro. quando là minimo che gli ha problemi Dio caro. Proprio vero, più vecchi che diventa più inseminiti. Quella lei che lui ruta. Ruta mia mi si Dio, ruta lui va bene, no? Che No, io... No. Guarda che brutta che è quella. Brutte uie. Ma va di moda adesso, mi pare di aver visto. E anche se mette che braghe, che fa il culo grande come una vacca. Ecco qua, ricerca automatica. Tac. E ora, tante volte sarà il tempo, sarà non so cosa. Sul 3 per esempio non si vede niente. E noi bene. Sì. Dopo magari da 4 ore si vede bene. Ma con tutte le monete che ti fa vedere. Cioè, ringrazia che non si vede. Tu riesci a contenta. E se è il contrario, una roba da matti. Boh, mi vai con i miei amici in mezzo ai pericoli. Dove? In Brussa. Ma tu messo là per fotografarmi, ora che non vuoi mio stato. Non devo fotografare. Perché non ti sta tirando in cincio. Una volta ieri è foto, no? Cioè tipo le foto che ti cose. Mi invece ho i video, tu capisci? Addio signor, 1, 2, 3. Uz, adesso li ha tutti, guarda, uz, lei fa battaglia come quella in televisione su MTV, uz. Guarda che bella, guarda là anche i laser, vedi tu, che spara, vedi, il mio obiettivo principale non era tanto testare sti robot, ma era esatto, fare il combattimento, esatto, e fare la combatta a menona. Eccolo! Vai sigari! Vai, prova a strisciare. No, tocca. Vedi tu? Allora, vedi tu? Ah, che magie. Dici che misteri? Dove staglia questa querezza a Topolino? No, dai.